Derby del Tirreno, quello che vede di fronte al comunale di Villafranca, Villafranca Messana e Torregrotta Calcio. Punti pesantissimi in palio quando siamo appena all'8ª giornata del campionato di promozione siciliana. Entrambe le formazioni infatti sono invischiate nelle zone calde della classifica, appena 2 punti conquistati dai locali di Mister Mancuso, che in settimana dovranno recuperare la gara rinviata per maltempo contro l'Aci Sant'Antonio. Una sola vittoria contro il Carlentini Calcio alla 4ª giornata per Mister Borelli, per il resto solo sconfitte. La più dolorosa quella della scorsa uscita rimediata al Pietro Cangemi di Torregrotta contro lo Sporting Taormina, che sotto di 3-0 ha ribaltato la gara e portato a casa l'intera posta. Terna tutta peloritana con Pasquale Cristian Neto a dirigere l'incontro, sui assistenti Chillè e Gugliandolo, completo verde casalingo per i locali, maglia bianca con inserti rosso-blu per i torresi. Si dispongono con un 4-3-3 a specchio le due formazioni quando si attende solo il cenno di intesa del direttore di gara per dare il via alle controversie. Sarà il Torregrotta a gestire il primo possesso della sfida, ma andrà sotto dopo appena 3 minuti quando Ciccio Brancati, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto veloce, serve Manzella sull'out mancino, palla dentro all'indirizzo di D'Angelo, che di prima intenzione batte Ficarra dopo appena 180 secondi. Villafranca Messana avanti grazie alla rete del classe 95 Andrea D'Angelo. Prova a reagire dall'altro lato il Torregrotta al 9° minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione affidato ad Aloe. Il suo destro è sballato e termina alto sulla porta. Difesa da Bucca al suo esordio in campionato. Al 13° il Villafranca Messana raddoppia e infatti Gianluca Cardaci a risolvere una mischia in area e a battere per la seconda volta Ficarra. In appena un quarto d'ora la Villafranca Messana è avanti per 2-0. La firma anche del classe 97 Cardaci sull'incontro. Al 28° allora prova a raddrizzare la gara il Torregrotta sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, palla sul secondo palo all'indirizzo di Merlino, che non riesce a ribadire in porta. È l'ultima emozione di un primo tempo piuttosto scialbo che ha visto la Villafranca Messana portarsi avanti per 2-0 grazie alle marcature di D'Angelo e Cardaci. Si torna in campo subito con un cambio per i torresi nella ripresa, con Antonazzo che andrà a prendere il posto di Augusto Sittineri. Partita in salita per la formazione di Mister Borelli, che ora dovrà letteralmente gettare il cuore oltre l'ostacolo. Secondo cambio infatti con Mondo al 54° che va a rilevare uno spento Arena. Ci prova allora sugli sviluppi di un calcio di punizione lo specialista Gioele Ballarò. Da posizione defilata va direttamente in porta, dà solo l'illusione del gol. Lo stesso Gioele Ballarò a posizionare il pallone. 4 minuti più tardi, dai 20 metri va in porta, lascia il pallone Bucca, vi si avventa Merlino che mette in rete a porta sguarnita. Viene ravvisata però una posizione di offside piuttosto dubbia dal direttore di gara Neto, sicuramente non aiutato dal suo primo assistente. Si resta così sul 2-0, ancora un calcio di punizione del Torregrotta. Questa volta Ballarò cicca il pallone, la palla resta lì, prova ad avvitarsi allora Alessandro. Interessante la sua girata aerea che però termina alta. Terzo cambio con Rosario Rasà che va a prendere il posto di Matteo Casale. Ora con uno schema plurioffensivo Mister Borelli è proprio Rasà a 1 minuto dal suo ingresso in campo a provarci sugli sviluppi un calcio di punizione a 2. Impegna severamente Bucca che riesce a smanacciare la minaccia in corner. Terzo cambio con Cannistra che va a rilevare Ballarò. Si chiuderà anche con l'ingresso all'80° di Iannello per Alessandro, che non produrrà gli effetti sperati per Mister Borelli. Arriva infatti il triplice fischio del direttore gara Neto, 4ª sconfitta consecutiva per il Torregrotta, crisi nera ora per la formazione torrese, contestata anche dai propri Ultras Bronx. Un saluto allora da Claudio Costanzo che vi rimanda al prossimo servizio.